Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio al villaggio Bordonaro di Messina, 3 i feriti gravi, 1 è stato trasportato al centro Grandi Ustioni di Genova. Mazzette ai primari in cambio di appalti, nuovo scandalo della sanità in Sicilia, 9 arresti ai domiciliari anche i primari Tamburino e Micari dei policlinici di Catania e Messina. Strage di Altavilla, le accuse reciproche degli indagati, Fina ribatte e Barreca che ha manipolato il figlio, io e Massimo là per dare amore. Medici in ferie, ospedali in tilt, chiudono reparti ambulatori mentre si cerca di garantire le emergenze. La mafia dei pozzi fa lievitare i prezzi delle autobotti, da pochi soldi a oltre 30 euro il costo di 1000 litri. Sale l'allerta sull'Etna, continua l'attività sommitale con fontane di lave, una colata e in eruzione anche lo Stromboli. Estate, i consigli dei travel blogger per le mete più inedite, i positivi trip, anche in Sicilia ci sono angoli inesplorati. Calcio, il Palermo prende il portiere Gomis dal Ren, diramato il calendario della Coppa Italia di Serie C, esordio in trasferta per Messina e Trapani, il Catania comincia dal secondo turno, Giuseppe Pavone è il nuovo direttore sportivo del Messina. E come sentivate dai titoli, sono in gravi condizioni i feriti dell'esplosione che è avvenuta oggi in una fabbrica di fuochi d'artificio a Messina. Uno di loro è stato trasportato al centro Grandi Ustioni di Genova, ma ci racconta tutto Francesco Triolo. Prima i fuochi d'artificio in aria, poi un forte boato, un'esplosione che ha spazzato via tutto. È accaduto intorno alle 12:30 in via Comunale Santa, Bordonaro, Messina, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Un'esplosione udita in gran parte della zona centro-sud della città. Il bilancio è di 3 feriti, 1 gravissimo in pericolo di vita, tutti appartenenti alla famiglia Arigò, proprietaria della famiglia che produce fuochi d'artificio. Si tratta di Giovanni Arigò, della sorella Cristina e della loro madre Giuseppa Costa. Secondo una prima ricostruzione, il figlio del titolare Giovanni stava operando all'interno di un piccolo bunker adibito alla miscelazione delle polveri, uno dei casotti in cemento presenti all'interno del sito, quando è esploso. È lui ad essere in condizioni critiche, con ustioni sul 100% del corpo. È stato deciso di trasferirlo al centro Grandi Ustionati di Genova. Una delle 2 donne andrà a Palermo, l'altra rimarrà a Messina. Sul posto, oltre le 3 ambulanze del 118 che hanno trasportato al pronto soccorso del Policlinico i 3 feriti, vigili del fuoco e forze dell'ordine che hanno circoscritto la zona ed impedito a chiunque di entrare dentro l'azienda. La procura ha disposto il sequestro dell'area per tutti i rilievi del caso che sta eseguendo la scientifica della polizia. Sul luogo sono stati chiamati anche gli artificieri per la messa in sicurezza dell'area e la verifica di tutti gli altri bunker che fanno parte della fabbrica. Ed è il nuovo scandalo sulla sanità in Sicilia, mazzette ai primari in cambio di appalti, finiscono ai domiciliari 9 persone, tra loro anche i professori Tamburino e Micari dei policlinici di Catania e Messina. L'inchiesta è della Guardia di Finanza Etnea ed è scaturita dagli appalti del Policlinico San Marco di Catania. Roberta Lunghi. Un nuovo terremoto scuote la sanità siciliana. Ci sono nomi eccellenti tra le 9 persone, tra le quali 4 dirigenti medici arrestate tra Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Perugia nell'operazione della Guardia di Finanza Etnea. Sono accusati a vario titolo di falsità ideologica e corruzione per sponsorizzazioni economiche ai medici in cambio dell'acquisto di dispositivi ospedalieri. Ai domiciliari sono stati posti il noto cardiochirurgo catanese Corrado Tamburino, all'epoca dei fatti contestati direttore dell'unità operativa complessa del Policlinico Etneo, Antonio Micari del Policlinico di Messina e Marco Contarini e Antonio Nicosia dei poli ospedalieri di Siracusa e Ragusa. Arresti domiciliari anche per gli imprenditori Rosa Vitale, Caterina Maugeri e Giancarlo Antonino Girlando delle 3 società catanesi Presifarm, Archigen e Cardiovascular, e ancora Francesco Dottorini e Pietro Sola, amministratore della College di Palermo. Le indagini sono partite dalle verifiche sugli sprechi che avrebbero
avrebbero fatto emergere come il Policlinico Rodolico San Marco di Catania avesse effettuato affidamenti per l'acquisto di dispositivi medici, accordando alle ditte aggiudicatarie un prezzo risultato più elevato rispetto alle quotazioni. Le società coinvolte avrebbero promesso e poi elargito ingenti somme di denaro per l'organizzazione da parte dei dirigenti sanitari, che avrebbero sfruttato la loro posizione di vertice di convegni e congressi di medicina finalizzati alla formazione, l'ultimo dei quali svoltosi a Catania nel mese di maggio. Le sponsorizzazioni economiche avrebbero avuto lo scopo di ottenere in cambio, spiegano gli inquirenti, l'impegno degli stessi di favorire le ditte più generose, garantendogli l'uso effettivo di un numero maggiore di propri dispositivi medici nel corso degli interventi chirurgici. Torniamo a Palazzolo Acreide, dove dopo i funerali del piccolo Vincenzo di 10 anni l'attenzione è puntata alle indagini. I genitori avrebbero confermato ai propri legali di avere parlato con il bambino mentre si trovava nel pozzo. Francesco Aloi. La ferita è ancora troppo fresca. Vincenzino è andato via appena una settimana fa. Archiviati i funerali in una chiesa gremita, i riflettori sono tutti puntati sulle indagini. I carabinieri di Noto, coordinati dalla procuratrice Sabrina Gambino, stanno indagando per individuare eventuali responsabilità. Sulle carte della procura sono 9 i nomi segnati, gli educatori dell'ANFAS ed il presidente, che è proprietario del terreno. Come conferma il legale della mamma di Vincenzo, i genitori non sono ancora stati ascoltati. Gli inquirenti hanno preferito non infierire nei giorni precedenti il funerale. Mamma Paola e papà Salvo dovrebbero essere interrogati nelle prossime ore. Intanto si iniziano a trovare delle prime risposte agli interrogativi, anche se ancora tutte da confermare. I genitori non erano sul posto quando tutto è accaduto. Sarebbero arrivati intorno alle 13 e Vincenzino avrebbe parlato con loro. E poi il ritardo dei soccorsi. Un testimone ha detto che sarebbe stato di 2 ore. La famiglia però non lo confermerebbe. Quella che fino ad ora sembra più certa è la causa della morte, annegamento. Ma anche qui, per avere la conferma al 100%, bisognerà attendere l'esito del medico legale, Francesca Berlic. E torniamo ad occuparci della strage di Altavilla. Parla per la prima volta Sabrina Fina, arrestata assieme al marito e a Giuseppe Barreca. La donna dà una nuova versione sulle torture mortali inflitte ad Antonella Salomone e ai suoi figli Kevin ed Emanuel. Manlio Viola. Contesta tutte le accuse e racconta una storia nuova, completamente diversa da qualsiasi versione fino ad ora nota. Sabrina Fina, una dei 2 componenti della coppia di predicatori coinvolti nella strage di Altavilla, milicia costata la vita ad Antonella Salomone e ai 2 figli, Kevin ed Emanuel, torturati e uccisi in quello che è stato ribattezzato il rituale purificazione dal demonio. Principale accusato è il padre di famiglia, Giuseppe Barreca, ma responsabilità vengono assegnate anche alla figlia Martina, 17enne, e appunto alla coppia di predicatori Sabrina Fina e Massimo Carandente. Oggi la Fina ha reso dichiarazioni spontanee al Tribunale per i minorenni davanti alla procuratrice Claudia Caramanna. Io contesto integralmente i fatti che mi vengono addossati perché io non li ho commessi, ha detto, né sono una persona manipolatrice, violenta, anaffativa e palesemente concentrata sui demoni, ma sono soltanto una mamma chioccia, ha continuato Sabrina Fina, che ha poi aggiunto qualcosa parlando di uno dei bambini vittime della strage. Kevin voleva addirittura lasciare la scuola e io invece gli dissi che era importante continuare, stavo cercando di aiutare l'intera famiglia. I fatti sono stati commessi da Giovanni Barreca, ha raccontato la Fina, che ha manipolato il figlio 16enne Kevin. Io e mio marito abbiamo solo cercato di impedire queste azioni terribili, ha aggiunto, ma siamo stati chiusi dentro il soggiorno di Barreca. La donna non ha però risposto alle domande dei magistrati, ma si è riservata di farlo quando avrà il quadro completo delle accuse. E voltiamo pagina. Emergenza estate negli ospedali siciliani. La carenza dei medici si aggrava a causa delle ferie estive, chiudono reparti ambulatori, ma si cerca in qualche modo di garantire le emergenze. Guai ad ammalarsi e finire in ospedale in estate. È un evidente paradosso, ma cela comunque l'aggravarsi durante la stagione in corso della già conclamata carenza di personale nelle corsie. I medici giustamente vanno in ferie, i reparti si alleggeriscono ulteriormente di camici bianchi. Tra giugno e settembre la riduzione degli organici varia tra il 21 e il 30%, con un aumento del carico di lavoro per chi resta raddoppiato se non triplicato. Nel 15% dei casi molti ambulatori e reparti ospedalieri chiudono del tutto durante l'estate. Questo nell'intero paese.
La situazione siciliana è in linea con la situazione nazionale. Le parti più carenti sono il pronto soccorso, le rianimazioni, cioè le emergenze urgenze. Fronteggiare si deve e si cerca di fare con soluzioni tampone che comunque non danno certezze, se non quelle di tentare di colmare vuoti lasciandone altri. La Regione come assessorato per quello che riguarda la provincia di Catania ha caldeggiato, ha mandato l'invito a fare una convenzione tra ASP e i 3 grosse strutture ospedaliere catanesi, quindi Cannizzaro, Garibaldi e Policlinico San Marco, affinché dei medici disponibili possano andare volontariamente in progetto obiettivo a fare dei turni nei pronto soccorsi carenti della provincia di Catania. Si rafforza in molti casi il ricorso a medici gettonisti, si garantiscono le emergenze, mentre su base volontaria si lavora nelle aziende per colmare le liste d'attesa. Le aziende anche hanno il loro lavoro che stanno svolgendo sempre sulla volontarietà dei colleghi che lavorano extra time al di fuori dell'orario di servizio. Di fatto il sovraccarico su base volontaria dei medici non può essere la soluzione. Fino a che non ci saranno le assunzioni definitive non usciremo fuori da questa catena. Medici all'emergenza siccità, compare l'ombra della mafia dietro la mafia dei pozzi, dietro la diffusione del mercato nero dell'acqua in una Sicilia che è sempre più assetata, soprattutto in questo periodo. Alle stelle i costi delle autobotti, ci racconta tutto Maglio Viola. La siccità in Sicilia si fa severa e compare l'ombra della mafia nella gestione della poca acqua che è disponibile. La mafia dei pozzi non è una novità per l'isola e con l'aumentare della richiesta ecco scoppiare il mercato nero dell'acqua. È una delle conseguenze immediate di una siccità che non si ricordava da 2 decenni. 30 euro il prezzo medio di un autobot da 1000 litri, quando il prezzo degli stessi 1000 litri all'acquedotto nel peggiore dei casi, e compresa depurazione e fognatura, non supera i 2,50 euro. Un allarme approdato anche alla Camera dei Deputati, seguito da una denuncia di un deputato 5 Stelle nell'Agrigentino che racconta cosa accade in quella provincia. La gente, non avendo più come fare, si rivolge anche al mercato nero e anche a situazioni di illegalità nell'approvvigionamento, perché essendo state requisite tutte le fonti non si sa come e dove prelevino l'acqua questi autobottisti. C'è il caso appunto di Sciacca in cui un autobottista è stato fermato perché trasportava acqua inquinata. Dunque il primo problema è anche quello di garantire la salubrità dell'acqua, ma in secondo luogo occorre evitare speculazioni. A Belpasso il sindaco ha disposto il posizionamento di timer alle fontane pubbliche. A Belpasso stiamo installando dei temporizzatori nelle nostre fontanelle pubbliche, ma una misura anche pensata per combattere quegli abusivi, quelle persone che non hanno un contratto di acqua e durante la notte vanno in queste fontanelle con dei fusti enormi e prelevano questa risorsa a danno di tutti i cittadini. In base all'ordinanza di protezione civile emessa il 19 maggio scorso, le autobotti devono essere autorizzate e prelevare ai punti presa degli acquedotti, ma nell'isola ce ne sono disponibili soltanto 86, con un picco di 22 a Messina, ma con province in grande emergenza come Ragusa ed Enna che possono contare soltanto su 2 automezzi e Caltanissetta soltanto su un mezzo. E ci spostiamo sull'Etna, dove si intensifica l'attività eruttiva. Allerta gialla e 2 colate che procedono dal cratere Voragine a Stromboli. Un evento esplosivo ha innescato un incendio. Angelo Gaiano. Si è intensificata l'attività stromboliana dal cratere Voragine in direzione sud-est sull'Etna. L'attività eruttiva è accompagnata da 2 flussi lavici iniziati nei giorni scorsi e prodotti da 2 bocche poste rispettivamente sul fianco sud-orientale e su quello nord-occidentale. Già da mercoledì sera il Dipartimento di Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano da livello verde a quello giallo, invitando le strutture territoriali ad adottare le opportune fasi operative locali e le misure di mitigazione del rischio, soprattutto in relazione alle possibile presenza di escursionisti in quota. Comunque l'attuale fase eruttiva dell'Etna non impatta al momento con l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania. Sullo Stromboli, invece, è stato registrato l'evento esplosivo superiore alla norma dal settore craterico di sud-ovest. I lapilli hanno innescato un piccolo incendio in località Foggiavecchia. Sul posto i Canadair per spegnere il fuoco e a seguito dell'evento esplosivo non si registrano comunque variazioni significative dell'attività esplosiva e dei parametri. Nella giornata di mercoledì
la rete di monitoraggio aveva registrato sul vulcano una tracimazione lavica a carico dell'area craterica a nord, interessata da un nuovo flusso ben alimentato prodotto da una bocca posta a 700 metri sul livello del mare che si propaga lungo la sciara del fuoco. Adesso una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, occhi puntati sulle autostrade siciliane in vista dell'arrivo di tanti turisti. Il tratto della A18 di Letojanni sulla Messina-Catania potrebbe aprire prima del 20 luglio, mentre entro fine mese riaprirà il viadotto Ritiro. Francesco Triolo. Il tratto della A18 Messina-Catania-Letojanni, dove nell'ottobre 2015 si è verificata la frana, potrebbe essere riaperto già prima del 20 luglio. Si è entrati infatti nella fase di ultimazione dei lavori, tanto che il traffico è stato adesso spostato sulla corsia di mare in doppio senso di circolazione per consentire le ultime lavorazioni a galleria chiusa. Intanto la prossima settimana verranno effettuate le seconde prove di carico sul viadotto di Ritiro nella tangenziale di Messina. Già nei giorni scorsi è stata effettuata la prima prova e gli esiti dovrebbero essere positivi, così da consentire al direttore dei lavori, l'ingegnere Pietro Certo, di chiudere la relazione e passare tutta la documentazione al collaudatore statico, l'ingegnere Sergio Arcoria, che già adesso sta seguendo la procedura e che dovrà dare l'ultimo via libera per l'apertura del viadotto alla circolazione. Per la riapertura l'ultima data fissata era quella del 30 luglio, ma potrebbe anche essere anticipata di qualche giorno, probabilmente a domenica 28, per sfruttare un giorno in teoria di traffico inferiore rispetto a quello settimanale. Prima, dal 22 luglio alle 10 invece, chiuderà lo svincolo di Boccette in uscita da Palermo, mentre resterà aperto da Giostra. E rimaniamo in tema di turisti. Molti si rivolgono alle agenzie per prenotare un viaggio, altri si affidano ai consigli dei travel blogger come i Positivi Trip, che suggeriscono alcune mete siciliane meno conosciute. Eva Spampinato. Siamo partiti per il nostro viaggio senza scadenza, abbiamo lasciato l'Italia zaino e spalla per andare un po' ad esplorare in giro a zonzo per il mondo. Loro sono Francesco e Veronica, partner nella vita e nel viaggio, esploratori a tempo pieno, positivi sempre, come il nome del loro travel blog, Positivi Trip. I loro video riempiono ore e ore di programmazione web e social e sono il resoconto di 10 anni di instancabili viaggi. È un lavoro particolare dove bisogna essere sul posto, conoscerlo, visitarlo e poi trasmettere le informazioni che si acquisiscono anche a chi ti segue, no? Sono stati tra i primi travel blogger siciliani, hanno toccato quasi tutti i continenti, consumando suole e ore di video. Una figura come la nostra che può essere informativa e allo stesso tempo coinvolgente e appunto di ispirazione. Sul web dispensano consigli utili sui luoghi di interesse, il cibo, le pratiche burocratiche più necessarie per i viaggi all'estero e poi i luoghi più belli anche della nostra isola. La Sicilia sembra una piccola regione, ma è immensa perché ha un territorio straordinario, cioè c'è tutto in Sicilia, abbiamo le montagne, i laghi, anche se magari non ci si aspetta di trovare laghi, fiumi e il mare, cioè in estate quale migliore occasione per scoprire tutte le spiagge che abbiamo. E se volete uscire fuori dalle classiche rotte turistiche siciliane, Francesco e Veronica sono pronti a indicarvi dei luoghi meno conosciuti della Sicilia che vi sorprenderanno. Secondo me ci sono delle chicche nascoste che sono soprattutto concentrate nella costa sud, quella che poi si spinge verso Marsala, e altrettanto nella parte dei Nebrodi. Lì ci sono anche alcune chicche tra addirittura percorsi in natura, cascate, castelli che nessuno effettivamente mai si prende il tempo di approfondire, quindi quella potrebbe essere una buona strada. Insomma, buone vacanze in Sicilia, adesso c'è la pubblicità, torniamo per parlare di calcio. Ed eccoci di rientro, dopo la pubblicità parliamo di calcio. In Serie B il Palermo ha definito l'acquisto del portiere Gomis dal Rennes. Intanto la Lega Pro ha diramato il calendario della Coppa Italia di Serie C, esordio in trasferta per Messina e Trapani. Il Catania comincia dal secondo turno, intanto il club peloritano ha un nuovo direttore sportivo che è Giuseppe Pavone. Marco Carli.
Ufficiale il calendario della Coppa Italia di C, trofeo vinto dal Catania nell'ultima stagione. Primo turno in gara unica d'eliminazione diretta, esordio esterno il 10 agosto per il Trapani che va a Cava dei Tirreni e per il Messina che viaggia a Crotone. La vincente di quest'ultima sfida giocherà a Catania nel secondo turno, anche in questo caso in gara unica, il 18 agosto. Rossazzurri che il 4 di agosto saranno impegnati nei preliminari della Coppa Italia Maggiore con la Carrarese. Il mercato d'Andrea al Catania è quello che tanti osservatori giudicano un colpo importante anche per la duttilità del giocatore. Nella prima parte di stagione col Cerignola è stato impiegato da trequartista, seconda punto, esterno d'attacco. Nell'ultima parte del campionato invece ha giocato al centro del reparto avanzato, nel 3-5-2 raccogliendo 5 gol nelle ultime 3 gare. Con lui il Catania chiude perché lo reputa adatto a tutti i ruoli nei 3 davanti. Così come Anastasio, altro colpo, 2 gol, 3 assist, ma i numeri più importanti, visto che si tratta di un esterno difensivo, sono quelli dei minuti in campo. Ecco perché è giudicato così adatto. Gioca quasi tutte le partite dal momento in cui la Casertana trova il passo ad ottobre che la porterà nelle parti alte della classifica. Salta solo 2 gare, una per squalifica, insomma una garanzia. Il Catania ne cerca e ne deve trovare altre per completare un organico che figuri al meglio, ancora in attacco, a centrocampo nell'impostazione della manovra, ad esempio. Da lì passa la costruzione di una stagione di successo, oltre che dalla soluzione per i giocatori in esubero. Si muove qualcosa in casa Messina. Attraverso una nota il club ha chiarito che il nuovo direttore sportivo è Giuseppe Pavone. Il nuovo DS, si legge nel comunicato, è in città da ieri e si è messo subito al lavoro per l'allestimento della rosa in vista della nuova stagione sportiva. Il club si è messo anche al lavoro per definire il ritiro precampionato, mentre si attendono ancora sviluppi sulla questione societaria. Il gruppo squadra per ora è composto da 5 giocatori tesserati. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale, vi auguro un buon proseguimento di serata.